La nostra fondazione è nata a seguito dell'appello di UNESCO e del Consiglio d'Europa dopo l'alluvione del 66. Ci si è resi subito conto che non serviva aiutare Venezia solo nell'ambito di questa emergenza, di questa acqua grande del 66, ma che la città con le sue criticità, la fragilità, necessitava un lavoro a più lunga gittata. Gli associati sono 21, che rappresentano circa 11 paesi, si va dall'America, dagli Stati Uniti d'America all'Austria, all'Olanda, alla Francia, la Germania, la Svizzera. Queste varie istituzioni non potevano lavorare senza essere coordinate, anche perché è necessaria la collaborazione stretta con le autorità veneziane, quindi soprintendenza, comune, curia, a dipendenza del bene che si intende salvaguardare. Ragione per la quale, per fare in modo che i lavori, gli interventi fossero coordinati, è nata l'Associazione dei Comitati Internazionali Privati ed ecco che sotto questo cappello dell'associazione ci si incontra annualmente anche con le soprintendenze che ci segnalano quali sono gli oggetti che hanno una necessità di intervento e quindi si parte poi, ogni associazione, ogni comitato adotta un progetto, lo finanzia e lo porta a termine. Il primo progetto della Pro Venezia Svizzera è stata la chiesa di San Stae. Perché? Perché evidentemente necessitava di un restauro totale, era in cattivissime condizioni, ma perché questa chiesa è stata realizzata da Domenico Rossi di Morcote. Ecco quindi che la Svizzera adottò questo progetto e lo portò a termine con enorme successo. La chiesa è stata restaurata completamente, in questa occasione anche i dipinti, l'organo, tutto è stato messo a posto e quello che è interessante è che hanno partecipato con sostegni finanziari e quindi anche poi con soldi pubblici perché la Confederazione, diversi cantoni da Pezzello, Argovia, Basilea Città, Berna, Clarona, Lucera, San Gallo, Sciaffusa, Svita e via Ticino, Turgovia. Poi diversi comuni anche, diverse città e comuni. San Stae, diciamo, è l'inizio ed è per noi oggi una nuova ripartenza. L'attività che facciamo oggi è un'attività di monitoraggio dell'intera facciata, propedeutica a un intervento futuro di restauro, ovviamente, e anche un intervento di messa in sicurezza per quelle parti lapidei che stanno per cadere. Sono romeno, il mio sogno era di arrivare a lavorare in Italia, appunto per la sua storia, per poter fare un progetto adeguato, devi vedere prima delle idee chiare. Invece di mettere un'impalcatura, forse conviene a volte fare con restauratori su fune e risparmi sia tempo sia soldi e anche sei molto più sicuro in corda che montando un'impalcatura. Io sono restauratore e da qualche anno, da circa dal 2012, mi occupo anche dell'attività di restauro su fune. Oggi abbiamo iniziato quello che è il monitoraggio della facciata della chiesa di San Stae, che consiste nel mappare tutti quelli che sono i punti di criticità, e quindi lesione, distacchi, scagliatura, la presenza appunto di piante e poi passare a tappeto con una documentazione fotografica in modo da avere una visione completa di quella che è la situazione della facciata. Sono americano, vengo da California e ho fatto studi di storia dell'arte all'università. Con la Corda abbiamo fatto monitoraggi di tutti i musei civici di Venezia e con il restauratore ho lavorato su vari monumenti qua, fra cui anche Palazzo Ducale, anche delle statue all'interno. Mi lascia fotografare questo alpinismo culturale. La Svizzera si è data un fil rouge ed è stata facilitata in questo compito, che è quello di valorizzare
e ricordare l'importante legame che è esistito fra appunto la Svizzera e Venezia. Venezia è anche nostra, è vero, i legami sono così forti e sono durati per più di 300 anni e abbiamo dei risultati eccezionali. Due simboli di Venezia, il ponte di Rialto, il ponte dei sospiri, sono stati realizzati da un luganese. Se vedi che non è in sicurezza, Luca, per poco la pioggia torna indietro.